Al via un'interessante competizione sportiva che si svolgerà a Canicattì il prossimo 29 maggio, denominato Torneo dell'Amicizia, che si svolgerà ai Campetti Salerno, ove vi parteciperanno ben 8 squadre. L'iniziativa è stata sponsorizzata dall'ex presidente dell'Agragas Marcello Giavarini, da sempre attento e vicino agli eventi sportivi e non solo, come ultimamente anche per i festeggiamenti al comune di Licata per la festa del santo patrono Sant'Angelo, con il sostegno di circa 15.000 euro per poter fare la festa, e la donazione dei biglietti avvenuta domenica scorsa per la gara dell'Agragas dei playoff. Ora è la volta dell'iniziativa di Canicattì. Sentiamo lo stesso Marcello Giavarini ai microfoni Pino Barbara. Domenica prossima, 29 maggio, ai Campetti Salerno c'è questo torneo dell'amicizia, 8 squadre che vi prendono parte, 7 all'Agrigentino e una Nissena, e dietro tutto questo, come sempre quando si tratta di sport, c'è una persona che è stata anche presidente della classe, Marcello Giavarini. Per me essere a Canicattì già è una gioia, è un piacere. Poi, se ha la possibilità di fare qualcosa nel territorio di Canicattì, per i bambini, per aiutarli, perché sono veramente sensibili, la gioia diventa il doppio. Quindi è una data importante per me, il 29 di maggio, me la sono appuntata e cercherò di esserci ad ogni costo. Un'iniziativa che parte dall'Academy Ficarra, con il quale Diego Ficarra tu sei in ottimissimi rapporti. Esatto, con Diego ci lega un rapporto di amicizia ormai decennale, quindi non potevo restare insensibile appunto ad organizzare e dare una mano all'amico Diego. Quanto è importante lo sport per Marcello Giavarini? Per me è importantissimo perché è anche un fattore di livello sociale, aiuta a togliere i ragazzi dalla strada, aiuta a formarli, perché lo sport forma anche l'anima, la mente. Quindi è una strada che io perseguirò, l'ho visto in Agragas con i bambini che avevamo, quindi dove è possibile io darò sempre una mano d'aiuto. Ecco, a proposito di una mano d'aiuto, tu sei sempre disponibile a mettere mano al proprio portafogli, sei sempre vicino a chi ha necessità. Prova ne sia che ultimamente per i festeggiamenti di Sant'Angelo a Licata, di cui tu sei originario, hai contribuito con 15.000 euro alle spese da sostenere per i festeggiamenti. Sì, questa è stata una manifestazione, il mio contributo, una donazione che mi ha reso veramente orgoglioso, perché poter aiutare la mia città d'infanzia quando ero piccolo, manco da Licata da 30 anni, è stata una cosa veramente che sono rimasto anche commosso. Vedere il folklore che c'era a Licata, che l'avevo dimenticato, mi ha riportato indietro negli anni.